La situazione del nuovo ospedale di Padova è stata finalmente sbloccata. L'annuncio a sorpresa arriva in diretta televisiva durante il consueto punto stampa del presidente della regione Luca Zaia ed è finalmente una buona notizia in un periodo molto complicato per la sanità veneta. La situazione si è sbloccata grazie all'arrivo della valutazione ambientale strategica, indispensabile per proseguire l'iter del nuovo assetto sanitario padovano. Per quanto riguarda poi in generale le belle notizie, ce n'è una, sapete che è stata approvata la valutazione VAS per l'ospedale di Padova, noi saremo pronti per la firma dell'accordo di programma tra aprile e giugno, tra aprile e maggio, adesso vedremo quando. Considerate che noi siamo concentrati qui con l'assessore Lanzarin, che saluto e ringrazio per l'eccezionale attività che sta facendo, e l'assessore Bottacin per l'altrettanta eccezionale attività sui due fronti, no? Sanità e protezione civile. Zaia si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa e annuncia già il prossimo passo con la firma dell'accordo di programma. È bene che io vi dica, lo dico anche sempre a quelli che tifano perché tutte le cose vadano male, mettetevi il cuore in pace. Abbiamo sbloccato anche l'ospedale nuovo di Padova, è arrivata la VAS, firmeremo l'accordo di programma, siamo in linea, siccome si parla di sanità permettetemi di dirlo, siamo in linea con il programma e andiamo a realizzare quello che dovrà essere il nuovo policlinico universitario, in un contesto di sanità che quando ne saremo venuti fuori da questa partita sarà una sanità sicuramente eccellente.